Siamo sempre qua all'azienda Greci per parlare di pomodoro e abbiamo così affrontato un po' anche, abbiamo dato anche qualche dato, ma entriamo nella campagna che si è conclusa e tra l'altro tra pochi mesi si inizia a parlare già anche del trapianto, quindi insomma non è molto in là. Michele Bertoli, un'annata che è stata, come è stata? È stata complicata, specialmente per alcune colture, specialmente per il biologico, ma la vostra associazione in particolare è riuscita a completare il programma produttivo? Allora, generalmente come associazione produciamo circa l'8% della superficie dedicata annualmente a pomodoro, la svolgiamo appunto a biologico. Quest'anno in modo particolare ha risentito dell'andamento climatico, infatti come dicevi tu ha avuto una resa storica molto inferiore a quelle che sono le aspettative o le medie triennali. Pertanto non siamo riusciti in modo particolare a completare questo programma. Per quello che riguarda invece la produzione convenzionale, ci siamo assestati nella media produttiva dell'OI, quindi abbiamo prodotto generalmente un 88%, 87% del conferito sul contrattato, anche perché abbiamo subito delle calamità notevoli sulle province di Piacenza e di Modena. Nel fine mese luglio siamo stati colpiti abbondantemente sulle superfici coltivate. Noi dobbiamo fare i conti anche con il cambiamento climatico e rivolgo la domanda a Davide Previati, un cambiamento climatico che mette sotto, insomma, sotto sforzo anche l'apparato tecnico perché ci sono degli interventi da fare, ci sono piogge che si concentrano in determinati periodi, quindi difficoltà anche entrare in campo, specialmente nel periodo della raccolta, ma non solo. L'anno scorso nel periodo dei trapianti si è bloccato questa operazione per una settimana e 10 giorni perché non si riusciva ad andare in campo. Cosa si può fare? Beh, il cambiamento climatico ormai lo stiamo subendo già da qualche anno. Come hai detto tu, quest'anno in primavera abbiamo avuto uno stop di 10 giorni sui trapianti, per cui ci siamo spostati quasi di 15 giorni. Infatti abbiamo finito le raccolte la prima decade di ottobre, proprio gli ultimi rimasugli, con delle forzature anche di maturazione, perché comunque gli impianti hanno bisogno di calore e luminosità. Sicuramente una cosa importante che si è un po' persa nel tempo, che le aziende devono rimpossessarsi, è quella della sistemazione idrica dei terreni, per cui avere molta attenzione sui sistemi di sgrondo delle acque, pulizia delle fossette e quant'altro, perché comunque la difesa passiva non è certamente sufficiente. Parlo di difesa passiva, parlo di assicurazioni, tanto per capirci, assicurazione e calamità. Oltremodo prevediamo anche un forte aumento delle polizze, per cui un aumento di quei famosi costi che il Presidente prima accennava. La filiera del pomodoro d'industria vale in Italia 4,4 miliardi di euro, sono valori del 2002, ma probabilmente non ci discostiamo molto anche da quello che ha rappresentato nel 2023. Sono dati ufficiali, circa 10.000 lavoratori fissi, 25.000 lavoratori stagionali. Questo vuol dire insomma anche ricadute sul territorio importanti, ma soprattutto è importante un approvvigionamento della materia prima, ovvero il pomodoro, e quindi occorre anche avere un dialogo, no, tra industria e agricoltori. Qual è il rapporto che si instaura normalmente con i produttori? È conflittuale oppure si trovano delle sintesi in questo senso? Allora, secondo me tra i produttori che oggi circolano con i trattori non ce ne sono tanti che fanno pomodoro. Questa è una mia modesta impressione. Ma per dire, ripeto quello che dicevo prima, il nostro settore funziona. Tra l'altro è stata portata avanti la tesi di una riduzione del 4% della superficie investita. Questo qua stava creando dei grossi problemi anche al produttore agricolo, perché è un'imposizione che è venuta dall'alto e di fatto ha colto un po' impreparati il mondo produttivo. L'altro fattore che un po' ha messo in difficoltà appunto il mondo agricolo, ma anche dei produttori di pomodori, è quella linea che sta venendo avanti di una riduzione del 50% dell'utilizzo dei fitofarmaci. Ricordiamoci che noi siamo tra i produttori al mondo dove curano e hanno rispetto e usano delle tecniche innovative per produrre un cibo sano, salubre, no? E adesso ci vengono imposti dall'alto, no,
una cosa, dico, non potete più utilizzare dei fitofarmaci, ma le piante vanno curate, non abbiamo valide alternative oggi, quindi questo qua, non dico, non dobbiamo assolutamente, dobbiamo ripercorrere, continuare su quella strada di migliorare, però adesso partire dal presupposto, ok, da domani riducete il 50% l'utilizzo dei fitofarmaci, coglie tutto il mondo in enormi difficoltà. Un'altra cosa molto importante per dire, per la collaborazione col territorio e col mondo agricolo, diceva prima Previati che l'anno scorso è stata un'annata che di fatto è partita in ritardo per effetto della primavera molto, sì, molto fredda. Noi cerchiamo di incentivare la precocizzazione per partire presto, perché abbiamo visto che nei nostri ambienti è meglio partire presto, magari con il rischio gelate tardive, ma alla fine finire presto. Noi ipotizziamo di finire non come l'anno scorso in ottobre, ma avere verso il 20 settembre aver concluso la campagna. Insomma, quindi queste qua ci vuole, in tutte queste scelte, ci vuole la collaborazione del mondo agricolo, cosa che attualmente sta avvenendo. E a proposito di collaborazione, Bertoli, tutti gli anni c'è sempre una schermaglia, insomma, a volte anche accesa, su quello che è il contratto, no? Quindi definire il prezzo per tonnellata. Quest'anno? Quest'anno... Quali sono le prospettive? Sì, le prospettive come mondo agricolo sicuramente, a seguito di tutti i costi che abbiamo enunciato precedentemente, il prezzo del pomodoro, della materia prima, ci aspettiamo, ci auguriamo che rimanga invariato rispetto a quello dell'anno scorso. Stiamo aspettando un attimo a vedere quello che succede a livello mondiale, anche perché il prezzo lo facciamo noi a Nord Italia, come poi viene trattato nella parte sud, ma sicuramente ci dobbiamo inserire in un contesto più globale e internazionale. I costi di produzione non sono calati, pertanto ci aspettiamo di mantenere il prezzo dell'anno scorso. Comunque faremo di tutto per mantenere un prezzo elevato che dia soddisfazione alle aziende agricole, anche a costo di dover rinunciare ad alcune superfici. Insomma, questo è un messaggio chiaro che viene dal mondo della produzione. Raboni, l'UIFA, il distretto del pomodoro, chiedo scusa, fa un po' da collante, no? Tra un po' le aziende che trasformano al mondo della produzione, quindi stempera a volte quelli che sono anche un po' le punte estreme, no? Perché bisogna sempre trovare un punto di sintesi da questo punto di vista. Quest'anno, come secondo la sua percezione, come sarà? Cioè, c'è una diciamo, disponibilità a 360 gradi o siamo solo ancora a livello di enunciazioni? Ma io me lo auguro, come dicevo prima, la situazione internazionale è tale per cui se vogliamo reagire come dobbiamo reagire, una delle cose da fare è far vincere il gioco di squadra, farlo bene, farlo con armonia, farlo anche presto, perché il contratto quadro serve se poi è la guida per i singoli contratti tra le singole industrie e le singole OP. Se il contratto quadro viene definito come lo scorso anno a metà maggio, a trapianti fatti praticamente, poi c'è stata la vicenda del buco, come è stato ricordato, serve a poco, diciamo così, chiudi la stalla quando i buoi sono scappati. Ribadisco che l'OI è il collante della filiera, anche se non è la sede dove si fanno gli accordi quadro. Però è il collante perché chi aderisce all'OI si impegna a rispettare delle regole che liberamente sono state sottoscritte e che guidano il fare insieme. Ghisoni, costi che sono costi industriali come costi anche alla produzione, come affronta l'industria questa impennata di costi che poi dopo inevitabilmente si riversano sul consumo finale? Per me vale una sola parola, l'efficienza. Noi vogliamo agricoltori, produttori, associazioni di produttori che facciano sempre il meglio, che migliorino e si mettano sempre in gioco e siano i primi della classe. Noi li stiamo seguendo perché tutte le aziende di trasformazione, tra le quali anche la nostra, sta investendo sul pomodoro, quindi vuol dire che ci crede sul prodotto. E quindi per avere alla fine un risultato occorre l'efficienza. L'efficienza lo dà soltanto quando si fanno degli accordi ben precisi, quando ci siano le parti che dialogano e la pensino nello stesso modo e si rema tutte per la stessa direzione, insomma, cosa che nel passato è avvenuta e auspico appunto che continui su questa strada.
Un'efficienza Previati che viene anche in campo, deve essere comunque tenuta presente un'efficienza per abbattere i costi e per avere una buona marginalità, quindi nuove tecnologie, meccanizzazione, utilizzo razionale dell'acqua, nonché ovviamente dei fitofarmaci. L'ottimizzazione nel comparto primario oggi è fondamentale per vari motivi, non per ultimo quello che si diceva prima, una sostenibilità ambientale. Noi siamo tra quei paesi in cui abbiamo una sensibilità nella tutela ambientale abbastanza spiccata, anzi direi molto spiccata. Ricordo che a Nord Italia si fa produzione integrata nel pomodoro d'industria ormai da 25 anni, quando non si sapeva neanche che cos'era. Oggi si parla di residuo zero, si parla di biologico, a volte i messaggi che vengono dati al mercato non sono neanche poi così chiari. Come diceva Achille, ci sono delle regole che vengono legiferate senza cognizione di causa. Una pianta è come un essere umano, deve essere curata e lungi lo spettro di dire che trattare una cultura vuol dire offrire un prodotto non salubre, tutt'altro. Come si usa un farmaco con le giuste prescrizioni anche in agricoltura. E su questo mi sento di dire che tutta la filiera, non solo i soci di Asipo, sono molto attenti. Poi tornando all'ottimizzazione, abbiamo un problema anche sul territorio che sono le rotazioni. È una cultura fortemente specializzata, per cui abbiamo anche la necessità di portare avanti tecniche di agricoltura di precisione. Cosa vuol dire? Vuol dire utilizzare quantitativi mirati sulla cultura in base alle esigenze reali della cultura. La gestione idrica, abbiamo visto che abbiamo dei momenti di crisi e di abbondanza di piogge, quindi l'abbondanza di piogge la si risolve con lo sgondo delle acque, i terreni ben assestati, però la crisi di provvigione idrica, se non viene fornita da un sistema che fortunatamente in Emilia Romagna è attento ed è anche proiettato ad una crescita, quindi anche a nuovi bacini e quant'altro, e che comunque richiedono tempi lunghi. Continuiamo a parlarne, però adesso andiamo un po' in pubblicità e poi vediamo cosa succede in cucina e che cosa sta facendo Elisabetta.